Amici bellini, allora tiriamo le fila perché io ieri ho aspettato un pochino, poi ho aspettato un po' troppo e me ne sono dovuto andare, e nel frattempo era uscita questa storia dei diritti d'immagine di Maradona, una roba un po' torbida, e adesso abbiamo delle nuove cose, quindi possiamo approfondire e fare chiarezza, oltre alla situazione degli infortunati che ci interessa moltissimo. Cominciare. Allora amici bellini, prima di tutto Checco480, benvenuto e iscrivetevi al canale, perché sì, posso aver saltato un giorno, ma perché il che fare, perché la mancanza di notizie, ma voi se lasciate i like che dovete lasciare io vi do contenuti. Per esempio lanciamo questa diapositiva. Amici bellini, ci siamo! Ok, perfetto, perché insomma vi renderete conto che siamo a New York, che siamo in America, si vedono, no, le strade, le cose. Ma siamo nella festa di San Gennaro e dura tutta una settimana, perché qua fanno sempre le cose in grande e quindi così noi abbiamo pagato i nostri rispetti, no? Come si dice, e ci siamo poi muniti del santino, che è quello proprio così, si vede bene, il santino di San Gennaro, che poi è simile a quello che mo sta girando di Kvaratskhelia, però poi c'è tutta la storia di San Gennarov che ci deve pensare lui. Vuoi vedere che quest'anno, vuoi vedere forse, che ne sa? Non lo so, vediamo. Ecco, ed è stato molto molto interessante. Cioè il santino, non era il santino di Kvaratskhelia che poi sta girando in giro eccetera eccetera, era proprio quello di San Gennaro, e speriamo che ci metta mano sui quest'anno e ci dà una mano, perché vedi, gli infortunati già stiamo cominciando un pochino ad avere, avevamo un po' di paura per questa sosta nazionali che non ci piace, e in effetti però dobbiamo ragionare sul fatto che Politano si è fatto male con la partita col Milan, fondamentalmente. L'infortunio di Rachmani, che insomma pure aveva avuto un colpo nel finale della partita di campionato, adesso potrebbe, se vogliamo prenderla bene, magari non giochi con le nazionali, non ti fa male, non esagerare, perché poi succede come Osimhen e poi diventa più lungo, quindi calma, andiamo con calma, non sfruttate troppo Lozano che poi ci serve, altrimenti ci dobbiamo inventare Raspadori, Elmas a destra eccetera, o Zerbin che qualcuno storce il naso, insomma andiamoci piano, e dobbiamo andare a vedere questa situazione di Maradona, perché sono uscite un pochino di situazioni ieri con la sentenza del tribunale che dice praticamente che Ceci non deve più occuparsi dei diritti di Maradona e che ci devono pensare gli eredi. Abbiamo avuto questa cosa, dice mo il Napoli, perché il Napoli fa magliette Maradona. Poi se vedete quest'altra diapositiva, Are you kidding me? Seriously? Dai, ma che sballo! Olè, 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 olè. ecco, io quando ero a Napoli in quel periodo stavo tornando a casa, cosa incredibile, mi becco proprio il pullman, e allora io ho pensato non solo le magliette, perché magari le magliette sì, tu sfrutti l'immagine di Maradona con dei contratti che ovviamente noi non sappiamo e che il Napoli aveva fatto con Ceci, pensando che Ceci fosse il detentore di questi diritti eccetera eccetera. Non li sappiamo bene i dettagli poi della cosa, quanto ti va a te, quanto mi va a me, che noi vendiamo le magliette però sfruttiamo l'immagine. La mia perplessità era: ma adesso l'immagine si può lasciare sul pullman, perché è bella quando vedi il pullman del Napoli con Maradona così, anche se non lo devi vendere quel pullman, era un'immagine bella, però non sappiamo se, e fa un po' di chiarezza Diego Junior, che è stato molto chiaro, dice: io ho parlato con mia sorella, vediamolo qua, anzi spostiamoci così lo vediamo meglio, lo mettiamo qua, io ho parlato con mia sorella, il mio legale argentino, qui a Napoli siamo molto felici, intanto perché non sarà più utilizzabile l'immagine del mio papà, soprattutto perché vogliamo rappresentarlo noi, senza che sia più Ceci a farlo. Voglio precisare che Diego Armando Maradona Junior non firmerà niente contro la SSC Napoli, io non lo farò. Poi se i miei fratelli, perché poi sappiamo che il Napoli
ricordiamole tutte le cose, non ha dato la disponibilità dello stadio a chi voleva fare, una delle figlie che voleva fare un documentario su Diego non gli ha dato la disponibilità di utilizzare lo stadio. Insomma, il Napoli si dovrebbe distaccare da questa polemica ed essere un pochino anche più limpido. Ovviamente la figura di Ceci, che è risultata losca, era meglio non legarsi con questa cosa qua, però c'è Diego Junior che almeno dice: io non c'ho niente contro il Napoli, se poi i miei fratelli però lo devo fare, io mi devo accodare per una questione di legge, ma non voglio fare nulla contro la società. Quando sono iniziate le trattative tra Ceci e il Napoli, io avevo avvisato che non stavano facendo una cosa giusta, ma nessuno mi ha ascoltato, e questa la dobbiamo registrare. Oltretutto, se noi vediamo il pronunciamento del tribunale, eccetera eccetera, il Napoli è estraneo alla vicenda, ci fa sapere Grassani. Il Napoli non ha ricevuto ordine di interrompere la vendita di prodotti con il volto di Maradona, l'ordine l'ha ricevuto la società di Ceci, quindi il Napoli può continuare a fare, però quelle là vecchie io non so se può farne di nuove, e sarebbe pure il caso di non farne, perché se volete poi la mia opinione, a me piaceva molto quella là in stile argentina, che poi era stata programmata prima della morte di Diego e doveva uscire comunque a prescindere come legame tra Napoli e Argentina. Sarebbe stata ovviamente la presentazione di Diego, ma al di là della morte, poi tutte quelle cose che un po' troppo, e dà l'impressione che poi uno vuole sfruttare la morte, eccetera, eccetera. Non è elegante, probabilmente non è elegante. Sul pullman a me piace, devo dirvi la verità, perché non sfrutti, non devi vendere niente, e ti lega, e vedi Maradona che arriva nelle città quando va in trasferta, oppure arriva al San Paolo, è bello, è pure il nome del San Paolo, e insomma l'ordine l'ha ricevuto Ceci, quindi i tifosi che hanno acquistato oggetti non hanno problemi, sono tutelati, perché il tribunale ha stabilito che il Napoli, in buona fede, in esecuzione di un contratto valido, ha fatto questa operazione commerciale. Da oggi in avanti Ceci e la sua società non sono più titolari di alcun diritto per la commercializzazione del logo di Maradona. Produrre ancora maglie? Come detto prima, Ceci da oggi non è più riconducibile, il Napoli può interloquire, quindi può parlare con gli eredi o chi per loro per fare altre cose, e quindi su questo siamo tranquilli. Dopodiché Diego Junior ci fa anche sapere il nostro pensiero che Ceci ha sfruttato il nome, eccetera eccetera. La cosa importante è che il tribunale ci ha dato ragione. È importante sottolineare sempre che non siamo contro il Napoli, solo contro Ceci. E una partita per papà con la benedizione del Papa, sì, è tutto vero, lunedì 14 novembre allo Stadio Olimpico. E perché poi allo Stadio Olimpico? Cioè c'è lo Stadio Maradona, perché non lo possiamo fare allo Stadio Maradona? Comunque, partita della pace in onore di papà, ci saremo tutti e 5 noi fratelli. Quindi è un peccato che poi il Napoli non riesca, si deve fare, e se lo suggerisco al Napoli, di legare con i figli, con gli eredi, e ricreare una situazione di serenità con la famiglia Maradona, perché non è il caso. Ci siamo legati con Ceci e non è andata bene, perché poi non ha fatto una buona fine. Mentre se tu poi vai a vedere Ceci dice, insiste, e questo non mi piace tantissimo, però questo forse è un prima, un dopo, non vediamo il dopo. I diritti sono vigenti. A detta del legale degli eredi, il Napoli ha guadagnato 900.000 euro e a loro ha riconosciuto l'8%. Ma quanto ha riconosciuto a te? Questa è la mia domanda a Ceci. Mi auguro che il contratto prosegua regolarmente, non penso che una cautelare possa cancellarlo, i diritti d'immagine e i marchi sono validi, soprattutto c'è un'altra cosa, il provvedimento è nullo. Ha deciso che è nullo perché il sottoscritto non si è presentato all'udienza, dato che mi è stata notificata. Insomma, sembrano un po' le scuse, ma io non c'ero, non ho sentito, non ho potuto rispondere, eccetera eccetera. Una rincorsa ai soldi, a differenza del sottoscritto che continua ad accompagnare Diego, bla bla bla. Insomma, secondo me il Napoli si deve staccare completamente da questa situazione, ricreare un rapporto di pace e di tranquillità con gli eredi. Se gli eredi ti chiedono il San Paolo, il Maradona per fare delle cose, per fare dei documentari, daglielo. Se si chiede di fare delle cose congiunte, una partita così, fatele congiunte, cioè rappresentiamo Maradona come la squadra più importante che Maradona ha rappresentato, però senza fare queste cose, senza andare in tribunale, perché non è bello. È un Napoli che va tutto bene, peccato poi sporcare il bel periodo con queste
polemiche da 4 è un soldo, perché poi sono da 4 è un soldo. A margine di quello che sta succedendo ha parlato Kvara, ha detto l'importante è la squadra, non è l'importante è la cosa mia, quindi se qualcuno dice che lui è troppo innamorato del pallone, lui lo sa che è importante la squadra, ne parla per la Georgia ma ovviamente lo penserà anche per il Napoli. Ritorna Demme tra i convocabili perché ritorna a fare lavoro con il gruppo. La situazione di Kim su cui avrebbe messo gli occhi il Manchester United ovviamente la dobbiamo tenere presente, ma quella notizia che ha girato per poco tempo, se lo vogliono prendere subito a gennaio, è una paura, è una cosa sfiziosa da cliccare, perché abbiamo tutti paura che si pigliano a tutti quelli là nuovi che hanno fatto bene, hanno impressionato come Kvaratskhelia, ma la clausola ci fanno sapere che va in vigore poi dopo a luglio, quindi a luglio comunque adesso sembrerebbe poco 45-50 milioni per Kim per quello che è stato il suo impatto, però dobbiamo vedere quello che succederà, il Napoli deve essere pronto a tutto. Quindi Kim, Politano, si parla del ritorno perché pare sia più grave del previsto, del ritorno con l'Ajax, quindi non la prima partita con l'Ajax ma la partita di ritorno. Su Kvara abbiamo detto, su Maradona abbiamo detto, su Rachmani si riposasse e poi andiamo a vedere quelle partite che ci stanno, così tengo il che fare in realtà, però poi ci sono delle partite importanti, voi mi potete dire se le vedete, mi potete contrattare, ecco, sui contratti, su Cinici, sul Napoli, sulle cose, meglio di no, è brutto, è un peccato, però mi piaceva il fatto del pullman, vabbè, sapremo più in là se ci saranno poi dei ricorsi e delle cose, ci faranno sapere dei dettagli. Da New York, Valerio Fluido è tutto, lasciate dei like che vi siete dimenticati, perché l'algoritmo quando poi il Napoli non gioca soffre e soffro pure io, aiutatemi. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose, credi? Sei iscritto pure a TikTok? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.